Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive per le previsioni del 25 maggio 1 giugno. Sarà una settimana impegnativa, quindi iniziamo subito, però prima di fare questo il vostro Marinetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Marinetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, in Telegram a lunedì sera alle 20:30 il Legarda Marinetto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico con Cabala e altre materie esoteriche. Eventualmente, se avete problemi, potete chiedere tranquillamente a Milas, perché è sempre gentile e cordiale ad aiutare tutti. I link sono sotto qui in descrizione, eventualmente se vi scappa anche un super like o un commento è ben gradito. Bene, iniziamo subito con queste sibille e iniziamo con una bella mischiatina per vedere con i 3 mazzetti cosa ci consigliano le sibille per la settimana entrante dal 25 maggio al 1 giugno. Bene, facciamo 3 bei mazzettini. Il primo, secondo e il terzo. Vediamo bene se dà, ne manca una qui, quindi tract, la mettiamo qua, quindi sono 3 mazzettini che devono uscire così, praticamente avete visto già, questo è un segnale, il secondo mazzettino è un segnale che voleva un pochettino essere già qualcosa di particolare. Bene, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3, ripeto, 1, 2, 3. Eventualmente fermatevi, fermate anche il video, entrate in vibrazione con quello che è più consono alle vostre aspettative, respirate profondamente, tranquillizzate i vostri corpi eterici, i vostri corpi sottili per entrare in vibrazione con uno dei 3 mazzetti, 1, 2 o 3. Bene, partiamo dal primo mazzetto numero 1, Vediamo un po' per la settimana entrante, previsioni maggio, 25 maggio, 1 giugno. Domestico, gelosia, giovane fanciulla, amatrice e Imeneo. Parte un attimino la settimana impegnativa con domestico e gelosia, quindi ci sarà qualcosina che vi farà un pochettino traballare i ginocchietti, però vedete amatrice che spera, giovane fanciulla che è sempre un po' afflitta, ma la vostra speranza però alla fine settimana vediamo che ci sarà qualcosa che si concluderà, quindi diciamo che le vostre preoccupazioni iniziali a metà settimana verranno praticamente scemate, nel senso diluite e esaudite alla fine della settimana, perché vedete che l'Imeneo porta sempre buoni affari e benefici, quindi se verso i 3/4 settimana sarete un attimino in apprensione, in attesa di questa soluzione, e la soluzione che voi state aspettando è positiva, quindi buono, che è scelto la prima stesa, diciamo parte un attimino con qualche dubbio la settimana, ma alla fine della settimana tutto quello che avevate pensato si risolverà e andrà a finire tutto in positivo. Vediamo la seconda stesa, che è già molto particolare, perché avete visto che mancava una carta, amica, prigione, donna di servizio, vedovo e consolante sorpresa. Anche qui si vedono dei blocchi importanti, vedete l'amica che cerca di darvi il sollievo, però c'è un blocco, qualcuno che vi vuole tenere segregato in prigione, vuole in un certo senso frenarvi. Poi vedete che avrete un aiuto, ma ancora, vedete, ci sarà un blocco ancora, qualcosa che dovrete lasciare, e alla fine avrete la riuscita. Però diciamo che sarà una settimana molto tribolata, è una settimana molto impegnativa, perché avrete degli alti e bassi molto importanti, un blocco e qualcosa che dovrete lasciare, ma alla fine riuscirete nella vostra impresa. Quindi nessuno vi regalerà niente, ma sarà qualcosa che voi avete sudato con 7 camicie per ottenerlo, ma alla fine, come nel primo caso, riuscirete ad avere la vostra soddisfazione. Comunque siete un po' bloccati. Vi ricordo che per sbloccarvi potete andare anche nel sito capitano.atrevisto.org, ci sono dei bellissimi circuiti radionici che aiutano proprio a tagliare questi come si suol dire,
pensieri autoprodotti perniciosi, oppure anche queste persone vampiresche o astrali o anche proprio noiose che vi vogliono bloccare. Mettiamo subito la stesa numero 3, ammalato, bambino, gran signore, militare e amore. La stesa numero 3 è una stesa vincente in confronto alle altre due, perché vediamo subito ammalato, si parte un pochettino con abbattimento morale, ma c'è una nuova rinascita, un bambino che vuole fare cose nuove, aiutato da un gran signore che sarà sicuramente un personaggio influente, e questo personaggio molto probabilmente farà le cose in segreto per aiutarvi, sarà anche una persona intelligente, e alla fine la riuscita in amore molto potente. Quindi questa settimana direi che con l'aiuto di qualcuno di molto importante che lavorerà molto probabilmente di nascosto, riuscirete ad avere grandi soddisfazioni per voi in amore soprattutto. Comunque non disperate, perché c'è questo signore che vedete con il militare, cioè forza fisica ma anche segreto, lavora dietro quinte per aiutarvi per un vostro progetto che avete in mente, e quindi si risolverà in modo positivo, soprattutto a livello di cuore. Bene, sono 3 stese importanti, ma nello stesso punto tutte e 3 vittoriose. Il vostro marietto però vi consiglia anche di andare nel sito del capitano.artevisto.org, se non l'avete ancora fatto, di scaricare questo circuito di protezione, soprattutto per le prime 2 stese. Si trovano anche le pillole nel canale del vostro marietto veneziano, nelle radiestesia basic, ci sono 39 pillole in cui c'è anche questo circuito, e non solo questo circuito ma anche questo vi consiglio, e il triangolo magico datoci dai sciamani. Qui si mette il testimone, ma basta che andate nelle pillole del vostro marietto veneziano in radiestesia basic e trovate tutte le istruzioni. Bene cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano per le sibili previsioni 25 maggio 1 giugno ha finito, ricordiamoci prima e seconda così ma riuscita finale, nella terza tutto bene, avrete il vostro progetto in mano e funzionerà tutto bene. Cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.